Ciao amici e bentornati sul canale. Durante le festività natalizie abbiamo deciso di esplorare Peschiera sul Garda, una pittoresca località sulle rive del lago di Garda. Questo luogo incantevole offre un'ampia gamma di attrazioni durante il periodo natalizio, tra cui un suggestivo villaggio di Natale con una pista di pattinaggio su ghiaccio, un trenino per i più piccoli e una varietà di prelibatezze locali. Ma prima di iniziare col video ricorda di iscriverti al canale, un gesto per te gratuito ma per noi molto importante. Peschiera del Garda, con una popolazione di circa 11.000 abitanti, è una rinomata destinazione turistica, posizionandosi al 21° posto in Italia tra le mete più gettonate. La città si trova a circa 25 km ad ovest di Verona, sulle sponde meridionali del lago di Garda, ed è definita una città fortezza, recentemente inclusa nel patrimonio dell'umanità UNESCO. Dell'antica Roma. Il sito dell'odierna Peschiera fu occupato da un florido insediamento a partire dall'età del bronzo medio recente, XV secolo a.C. Ciò a causa della sua collocazione geografica particolarmente felice, posto alla estremità sud del lago di Garda, all'imboccatura del Mincio, in posizione quanto mai idonea a controllare e esplicare quei commerci che sin dalla remota antichità si svolgevano tra l'area medio orientale della pianura padana e le vallate centro-alpine. La facilità di raggiungere Peschiera, sia in treno che in auto, grazie alla sua posizione lungo l'autostrada 4 e alla presenza di una stazione ferroviaria, rende questa destinazione ancora più attraente per i visitatori. Speriamo che abbiate apprezzato le immagini che abbiamo catturato durante la nostra visita. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, un gesto per voi gratuito ma per noi è davvero importante. E se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like. Vi aspettiamo al prossimo video. A presto!